Siamo con Francesco Succo, allenatore della Juniores della Nuorese. Allora, vittoria raggiunta nel secondo tempo, insomma alla fine a furia di tentativi siete riusciti a metterla dentro. Sì, alla fine ci siamo riusciti e purtroppo quando ti gira storto oggi non ne valeva proprio sentire la palla di entrare. Abbiamo giocato praticamente a una porta, nonostante le assenze i ragazzi sono stati lodevoli. Ecco, comunque nel primo tempo avete avuto difficoltà nel far girare la palla, a volte sbagliavate l'ultimo passaggio, ma come vi ha contenuto bene. Nel secondo tempo invece è andata meglio, il gol è arrivato meritato. Sì. Praticamente nel primo tempo, come dici tu, non siamo riusciti a girare la palla, infatti giocavamo sulla sinistra e basta. E poi dopo la stregliata classica del primo tempo, insomma, siamo riusciti a far girare la palla e cosa che abbiamo fatto, ecco. Anche se nel primo tempo la palla devo dire che l'abbiamo tenuta maggiormente noi, loro si sono solo difesi praticamente per 90 minuti. Sono venuti per pareggiare e ci stavano riuscendo. Quasi riuscendo. E tra l'altro voi siete abituati a giocare qui a Città Giardino, sicuramente non potete giocare palla alta, visto che con il vento che c'è è un po' difficile. Anzi, oggi il vento non ce n'era neanche, però giocare palla alta qui è quasi impossibile, è un'impresa. Per cui, però devo dire che il campo, dai, se pensiamo come era prima il campo e come l'abbiamo sistemato, in buone condizioni, diciamo certo. Che è un ottimo campo. Ecco, vittoria che riscatta l'amara sconfitta dell'andata e che praticamente mette una serie ipoteca sulla vittoria del campionato. Soltanto voi potete perderlo. Anche naturalmente tenendo conto delle difficoltà, della mancanza di ragazzi e di tutto il resto. Guarda, i ragazzi bisogna lodarli perché nonostante le difficoltà, perché è facile adesso dire che abbiamo vinto, abbiamo 11 punti di vantaggio, eccetera eccetera, però ti dico che ci sono molte difficoltà perché tra i ragazzi che sono in prima squadra, influenze, infortuni, alla fine siamo un paio di mesi che siamo sempre quasi in emergenza e devo dire che nonostante tutto abbiamo tenuto un'ottima media vincendo o massimo pareggiando, per cui i ragazzi bisogna lodarli. Certo, tra l'altro poi alla soddisfazione del primo posto si aggiungono le soddisfazioni dei ragazzi che stanno giocando in prima squadra, da Bisco a Nieddu, lo stesso Nugedu, Walter Ruda, che insomma tanti ragazzi che poi sono stati non a caso convocati in rappresentativa. Sì, praticamente Bisco dalla penultima giornata d'andata non ha più giocato con noi, è sempre in pianta stabile in prima squadra e lì a giorni a sabati c'è, a sabati no, anche lui è impegnato con la prima squadra, quindi Walter è lo stesso, per noi è una grande soddisfazione, ecco. E nonostante tutto stiamo riuscendo a portare in porto questa vittoria del campionato. Ecco, sicuramente le basi per la ricostruzione della Nuorese ci sono tutte, perché con questo gruppo di ragazzi che state via via inserendo si potrà veramente fare una squadra di un certo livello con il ricambio del settore giovanile, che è l'auspicio di tutti, no? Io mi auguro che sia così, anche perché i ragazzi, io sono convinto che dal prossimo anno per 4-5 ragazzi possono stare in pianta stabile in prima squadra. Lo stanno dimostrando con la juniore, ma lo stanno dimostrando anche in prima squadra, per cui penso proprio che la società non si lascerà sfuggire questa occasione. Certo. Una valutazione sul campionato, delle avversarie che avete trovato, ecco, Talore e Macomer sono quelle che sicuramente vi hanno magari dato più problemi, invece delle altre c'è qualcuna che magari vi ha sorpreso anche al di là della classifica? Ma ti dico, Macomer, visto oggi, è una squadra arcigna, grintosa, anche se gioca almeno oggi ha giocato sulla difensiva. Però devo dire che all'andata mi ha impressionato il Tortolì, nonostante sia dietro. E comunque squadre, credo che non sia così basso come dicono il livello. Poi normale, poi non so se siamo se siamo noi che l'abbiamo ammazzato come dite voi, ma ripeto, è troppo facile parlare adesso con 11 punti di vantaggio. Considera che noi siamo una squadra nuova praticamente. Della squadra che c'era lo scorso anno, degli 11 titolari solo 3 o 4 giocano, gli altri sono tutti nuovi, per cui non era facile amalgamarsi, invece ci siamo riusciti dalla prima giornata, quindi onore ai ragazzi che si sono e si stanno allenando con serietà dall'inizio dell'anno. Ecco, per chiudere, vittoria dedicata a chi? Vittoria dedicata a noi,
ai ragazzi che non c'erano, che sono influenzati, che anche oggi ce ne mancavano 4 tra influenze, però dico a tutti quanti perché nessuno escluso. Niente, a noi che stiamo lavorando dall'inizio, dal 2 agosto praticamente, tra la prima squadra e poi con loro, quindi è una bella soddisfazione, almeno, anche se sottolineo non è ancora vinto il campionato. Certo. Ci vuole ancora tempo. Tra l'altro tu non hai staccato nulla avendo allenato anche la prima squadra, per cui praticamente un anno da professionista. No, ho iniziato il 2 agosto con la prima squadra di preparazione, dando una mano a mister Prastaro, continuo adesso a dare una mano ogni tanto con mister Tatti, certo. Anche perché per me è un modo per crescere, seguire i suoi allenamenti serve anche per crescere. Credo che crescendo io crescono anche i ragazzi della Juniores. Certo. Benissimo, noi ringraziamo mister Succo, ovviamente complimenti per questa vittoria contro la seconda in classifica e per il campionato che state disputando, e naturalmente in bocca al lupo per le prossime gare. Crepi il lupo. Grazie.